17 concorrenti questa sera e benvenuti a questa prima selezione di Miss Earth 2019-2020, ovviamente Regione Veneto. Bellissime nostre ragazze che hanno fatto questa coreografia iniziale curata da Sandy Carbonic per la FLM Agency. Facciamogli ancora un bel applauso perché bravissimi, anche l'hanno trovata oggi praticamente. Io sono Paolo Fano, rappresento questa serata. Stasera veramente devo dire come un nobile veneziano del Settecento. Credo di non aver mai avuto un vestito più bello di questo. Allora è pronta la mia damigella? Facciamo un bel applauso a Sandy Carbonic. Io non ti ho mai visto così raggiante, veramente devo dire. Abbiamo un microfono per Sandy anche? C'è un microfono per Sandy, quello che girava prima. Allora, dunque ci dobbiamo spiegare anche perché per la stagione, scusate, 2019-2020 verranno svolte varie selezioni, vero Sandy? Tantissime. Questa è la prima, ovviamente, per decretare le concorrenti che avranno il diritto di partecipare alla finale regionale e per essere sempre informati di tutto. Dove ci devono seguire i nostri amici che sono qua in questa sera? Delle pagine Facebook, FLM Agency e Miss Earth Italy, Regione Veneto. Perfetto, ad ogni selezione saranno fasciate 5 ragazze, anche questa sera quindi, decretate dal voto dei nostri giudici che vedete abbiamo in 2 tavole addirittura stasera. Facciamogli un bel applauso, adesso andremo pian piano a presentarli a conoscere i risultati di questa lista. Ricordo ai signori giudici che il voto va da 5 a 10 senza mezze misure. Andiamo a presentare e ringraziare anche i nostri fotografi. Allora, volevamo ringraziare primo Federico Bolzonco, titolare Federico ufficiale, esatto. e Andrea Rossi. Andrea Rossi che è qua. C'è un terzo fotografo però, che qua che non penso sia Pinca Pallina che c'è Ti vuoi presentare velocemente, scusami? Chiamo Tiziano. Tiziano, salutiamo anche Tiziano. Mentre c'è anche la TV, eccoli là, i videomaker, presentiamoli. Mario Bonesi del Gidiferro Team per il canale YouTube Gidiferro Blog. Grande Mario. Adesso non è qui con noi perché ha dovuto scappare per il Fashion Week di Milano e chi è? Però lo ringraziamo lo stesso. Certo, assolutamente. Tiziano Pescaro e Daniele Melon per il canale internazionale Live TV. La musica di sottofondo, sempre scelta con amore e passione, chi la sceglie se non il nostro? Guarda, ti ha risparmiato il vestito stasera però. Il nostro grandissimo DJ Pippo Daci! Meglio di uno si può, veramente. Poi abbiamo visto le ragazze con le splendide acconciature. Chi è che le ha fatte? Perché si sono chiesti il trucco, le acconciature. Il nostro bravissimo parrucchiere Jacopo Catullo e il suo staff della JCP Hairstyle. Ovviamente potete andare a trovare, il negozio si trova a Mestre in via Caldera Alta e vi invitiamo tutti a prendere un appuntamento per poter avere i capelli preparati così in modo splendido, direi. Adesso io direi di partire con la prima uscita delle... Dobbiamo chiedere al pubblico se è d'accordo. Pubblico prima uscita che le ragazze faranno in... La prima uscita è in bikini e la nostra giuria dovrà valutare la fisicità delle nostre modelle. La fisicità. Attenzione, quindi prima uscita in bikini si valuta la fisicità delle modelle, attenzione. Quindi adesso partiamo con le ragazze, possiamo uscire con la numero 1. Alice Pastrello. Numero 2, Boscolo Sonia.
molto bene, questa è la prima uscita in bikini. Allora, prima di cominciare con le premiazioni, ringraziamo anche insomma, che è venuto qui questa sera. Ovviamente questa splendida location, Villa Nanni Mocenigo, e il suo proprietario Cesare, non so se è qua questa sera con noi, la vita di cuore. Per il canale YouTube Giuliferro Vlog e Tiziano Descaro e Daniele Benon per il canale internazionale Live TV. Il nostro DJ Tito Racci. I nostri sponsor Unghie Chic, Grady Pass e Metal Soul. Eccoli qua. Salone JCP Hairstyle che ha acconciato le nostre modelle. Ringraziamo inoltre le nostre modelle e le rispettive famiglie. Un saluto al mio collega Bertonaldo, i suoi splendidi vestiti. Per ultimo l'FRM Agency che come sempre ha saputo creare un fantastico evento. E a loro facciamo un grossissimo in bocca al lupo per la nuova avventura che è iniziata oggi. Ora direi che siamo pronti per le premiazioni. Assolutamente sì. Paolo se la sente, Sarà dura perché io ho il cuore debole, quindi spero di riuscire a farcela. Ogni volta è un'emozione fortissima. Andiamo con la premiazione per la prima selezione di Miss Earth Italy Regione Veneto 2019-2020. Abbiamo bisogno del vostro supporto. Partiamo con la quinta classificata, Miss Metal Soul. Premiano Gloria Argentina e Gognolo Mariangela. Classificata Miss Metal Soul. Numero 4, Alessandra! Alessandra! Quadro di ritocco
regione, del nuovo Miss Italy, regione Veneto, e dobbiamo assegnare una fascia fuori concorso, attenzione, è la prima volta, e vale molto più di 1000 corone, permetterà alla vincitrice di essere, attenzione, la testimonial per un anno intero, della campagna pubblicitaria di tutto quello che riguarda il mondo CESRAM. Sapete cos'è il mondo CESRAM? No, immagino, ma adesso ve lo dico io. CESRAM, ovvero Centro Studi e Ricerca Ambiente Marino. Quindi assolutamente una cosa, qua farei un applauso di quelli proprio. Sono emozionato perché è veramente un passo importante per l'ambiente, quello che facciamo promuovendo questo evento. È un'associazione no profit nata a novembre 2010 dalla passione per il mare. Quindi Miss CESRAM a premiarla sarà Titi Beltrame e Alessandro Gravina. Vi invito qui. Miss CESRAM è la concorrente numero Salve. Oh. Lo volete sapere? 3, Erika! Veramente una bella iniziativa che ci accompagnerà. Andiamo a conoscere la prima classificata, già a parte Picco con la musica. Io sono molto emozionato perché rappresenti tu, ovviamente la premierai tu con Massimo Benetta. La concorrente numero 13, Teresa! Vediamo anche Cesare venga, proprietario di Villa Anonimo Cenigo, eccolo Cesare. È sempre un piacere, stia qui con noi. La foto con la vincente dopo Cesare. Segretario della Villa Anonimo Cenigo, vorrei ringraziare tutti i presenti per la nutrita partecipazione e mi auguro che sia la prima di una lunga serie. Questa villa che ha subito alti e bassi e che stiamo facendo di tutto per farla ripartire alla grande. Grazie, alla prossima!